Buonasera a tutti. Nella puntata precedente abbiamo parlato del gruppo De Doni, un'impresa familiare che conta molti punti di ristorazione, hotel, bed and breakfast, eccetera. Proprio una famiglia nel mondo della ricettività. Oggi parleremo invece di un solo imprenditore che però ha saputo creare vari punti di ristorazione che sono conosciuti non solo in Sardegna. Abbiamo con noi stasera Alberto Melis. Buonasera Alberto. Buonasera Antonella e buonasera naturalmente a tutte le persone che ci ascolteranno in questa diretta. Allora, io vorrei partire, nonostante alle mie spalle si veda una recente novità di cui parleremo dopo, vorrei partire dal 25 giugno 2010, data di nascita del ristorante Antica Cagliari. Raccontaci qualcosa. Sì, allora il progetto Antica Cagliari nasce, come hai detto tu, nel 25 giugno del 2010, dopo una lunga permanenza in Germania dove ho gestito diversi locali, poi sempre in quell'anno maturo la scelta di rientrare a casa, un po' per nostalgia, un po' per anche mettere in pratica tutta quella che era la professionalità acquisita nel corso di questo lunghissimo periodo in Germania. Da qui nasce l'idea di ritornare a Cagliari e di cercare un punto strategico dove poter appunto fare ristorazione. Da lì mi sono concentrato subito in Marina, perché la Marina era un quartiere in forte espansione, era stato di recente pedonalizzato, e da lì nasce l'idea appunto di concentrare tutti gli sforzi nel trovare un locale nel cuore del centro di Cagliari. Trovato il locale, a questo punto inizia l'attività in un locale di circa 40 coperti, nel periodo estivo e un po' nel periodo più caldo dal punto di vista lavorativo, per cui iniziamo naturalmente bene. Dopo un inizio un pochettino affannoso come un po' tutte le aperture, poi naturalmente anno dopo anno abbiamo avuto dei progressi, abbiamo avuto dei miglioramenti. Anno dopo anno, poi nel 2013, arriva il famoso ampliamento che mi permette di rilevare una struttura adiacente che mi permette di portare l'attività dai 40 posti iniziali ai 100 attuali ante-Covid. Ci tengo a precisarlo perché poi con le misure restrittive dell'ultimo periodo il locale di Via Sardegna ha perso circa 40 posti per poter dare appunto l'opportunità di mantenere quelle che sono le distanze che giustamente il protocollo Covid ci ha imposto. Per cui raggiungiamo una capienza di circa 100 posti e da lì cominciamo a fare un grande lavoro che ci ha permesso anno dopo anno poi di consolidare il nostro operato e aumentare un po' la fidelizzazione soprattutto con la clientela cagliaritana che ci segue sia inverno che estate, e poi naturalmente nel periodo di alta stagione con tantissimi turisti che vengono a trovarci nel cuore della città. Certo, ma oltre alla bellezza dell'architettura del locale, ti sei subito concentrato con una cucina tipica sarda raffinata. Posso leggere un, un post che ho trovato sulla pagina Facebook di Antica Cagliari, che mi ha molto colpita e vorrei leggerlo a tutti quelli che ci seguono. Sapete come nasce l'idea di un piatto nelle cucine di Antica Cagliari? A guidarci c'è la tradizione. Nonne, mamme, zie sono quelle che per prime ci hanno mostrato l'anima della nostra isola, da cui abbiamo preso ispirazione. Poi c'è il territorio, fatto di mare, terra, cielo e vento. Ogni elemento rende unico e speciale ciò che portiamo in tavola. Dopodiché ci siamo noi, con le nostre idee e i nostri esperimenti, che si mescolano con l'esperienza e gli insegnamenti, e così che diamo vita ai nostri piatti. E adesso tocca a te raccontarci questi piatti. Allora sì, il progetto Antica Cagliari nasce naturalmente nel cuore di Cagliari, e sapendo bene che
la nostra tradizione gastronomica ha sempre fatto la differenza anche a livello turistico. Ci siamo concentrati nel valorizzare tutte quelle che sono le materie prime che giustamente arrivano dal nostro mare, dalla nostra terra, per cui abbiamo voluto riproporre tutto quello che il nostro mare ci propone, rivisitandolo anche in chiave moderna, magari con degli abbinamenti anche che vanno anche fuori dalla tradizione, ma cercando di fare sempre un prodotto di estrema qualità, puntando su una filiera corta, puntando su fornitori attualmente che forniscono prodotti a chilometro zero, un po' dando la possibilità a tutta la filiera che ruota intorno al ristorante di poter dare espressione della nostra cucina e del nostro territorio. Poi c'è un rapporto particolare con il personale. Io una sera ero a cena da te e mi è stato detto che fanno corsi di aggiornamento, sono sempre in riunione con il boss che dà le indicazioni, perché c'è un altro elemento che fa di Antica Cagliari un fiore all'occhiello, un'accoglienza molto particolare. Certo, noi facciamo naturalmente dell'accoglienza il nostro punto forte. Sono naturalmente tecniche e strategie che ho imparato naturalmente in Germania, perché lì dal punto di vista imprenditoriale e formativa l'esperienza appunto in terra tedesca mi è servita tantissimo, perché ho capito veramente cosa vuol dire accoglienza, servizio, qualità. Per cui, ripeto, tornando a Cagliari ho cercato un po' di prendere tutto il buono di questa esperienza e di riproporlo nella mia terra. Naturalmente tutto il personale che da noi collabora è per noi il polmone o il cuore pulsante, perché capite bene che avere un'attività commerciale, qualunque essa sia, che sia ristorativa o di abbigliamento o di qualsiasi altro settore, poi alla fine il vero valore aggiunto di un'attività è il personale, per cui dobbiamo stare attenti molto nella selezione e dopo la selezione arriva lo step più importante che è quello della formazione. Noi infatti puntiamo tantissimo sulla formazione, sulla crescita personale, per cui tutte le persone che vengono praticamente inserite nel nostro organico sono attentamente seguite e poi diciamo in maniera quasi costante facciamo dei corsi di aggiornamento, studiamo tecniche di vendita, studiamo comunicazione, studiamo leadership, un po' mettiamo in campo tutti quelli che sono i requisiti che oggigiorno riescono a far fare a un'azienda una grande differenza sotto il profilo umano, perché l'azienda soprattutto non è data solamente dallo stabile, dai bei arredamenti, ma è data dalle persone, e quando capisci bene che hai persone di qualità all'interno dell'azienda, a questo punto diventa tutto più semplice. Quali sono stati nel corso di questi 10 anni di Antica Cagliari i riscontri con i clienti? Ma i riscontri Anche sono... quelli che si sono lamentati, eh? No, è giusto che ci sono anche quelli, giustamente, perché io quando parlo con i ragazzi nei numerosi briefing che facciamo, naturalmente chiedo sempre di prestare massima attenzione anche alle critiche, perché per noi le critiche sono sempre costruttive, perché ci aiutano sempre a crescere, ci aiutano a capire laddove stanno sbagliando e a migliorare. Per cui al di là del fatto che grazie a Dio stiamo facendo un grande lavoro, grazie ai ragazzi che ho nel mio staff da tantissimo tempo, abbiamo un rapporto splendido, un rapporto fondato sull'onestà, sulla sincerità, su un'accoglienza calorosa. Insomma, il nostro obiettivo è quello di far vivere al cliente un'esperienza indimenticabile e ce la facciamo nella stragrande maggioranza dei casi. Dunque, il menù di Antica Cagliari, ristorante, dopo quella bellissima poetica descrizione, in cosa consiste? Io come cliente so che maggiormente trattasi di piatti di mare, ma non è solo l'unica scelta. Sì, diciamo che nel ristorante proponiamo un po' tutto quello che è la cucina tipica mediterranea, dai piatti più elementari che possono essere, che si riallacciano molto alla tradizione nostra, la burrida, lo scabbecciu, il classico vongole bottarga. Poi puntiamo molto sulla stagionalità dei prodotti, per cui si lavorano gli asparagi selvatici, i ricci, un po' i carciofi, un po'. Ecco,
Alberto, ah no, è tornato Alberto. Ci risono, ci risono. Sì. Ecco, è una cucina che è molto legata al territorio ed è molto legata anche alla stagionalità dei prodotti, su cui noi puntiamo tantissimo. Subito dopo Antica Cagliari ristorante nasce Antica Cagliari Bistrò, poco Sì. distante. In cosa si differenzia il bistrò? Allora, il bistrò è un nuovo concept di ristorazione creato sulla falsariga di quelli che sono i bistrò francesi, per cui con degli spazi ristretti, con dei tavoli un pochettino più piccoli, dove andiamo a riproporre con la stessa materia prima che lavoriamo nel ristorante una cucina leggermente rielaborata come ricette e come impiattamento un po' in chiave moderna, che attrae un pubblico magari più aperto ad abbinamenti, accostamenti un pochettino più innovativi. Del tipo? Del tipo un tataki di tonno in crosta di sesamo o un flan di pecorino con la bottarga, delle praline di pesce spada con semi di papavero o la famosissima carbonara di mare, che non è nient'altro che un classico spaghetto allo scoglio o rivisitato e legato col tuorlo d'uovo. Posso leggere un commento di Sara Pili? Molto Fate volentieri. la differenza nella nostra città. I vostri locali accoglienti, eleganti, curati, puliti, gli ingredienti ricercati e sempre freschi, la bontà delle pietanze, ma soprattutto le persone, staff speciale. Grazie. Grazie, grazie Sara, sei sempre gentilissima. È naturalmente una cliente che ci segue da tantissimo tempo e non posso che ringraziarla per la fiducia e la stima che oramai ci praticamente accompagna da tantissimo tempo. Nell'antica Cagliari, sia ristorante che bistrò, tu hai avuto l'onore di ricevere, ospitare personaggi famosi. Sì, diciamo Quali? che abbiamo avuto questa grande fortuna sin dall'inizio, sin dai primi anni di attività. Abbiamo avuto l'onore di avere Pippo Baudo, Fiorello, giocatori del calibro di Beppe Bergomi, Daria Bignardi, poi ce ne sono tantissimi altri che non... Remo Girone. Diciamo che abbiamo un palmarès di presenze abbastanza numeroso. Adesso naturalmente non li ricordo tutti, però se i lettori e tutti quelli che seguono i social hanno il piacere di farlo, nelle pagine Facebook sono un po' presenti tutte le varie comparse appunto di personaggi di un certo spessore che hanno avuto appunto la possibilità di visitarci. Non ultimo Walter Zenga, l'attuale allenatore del Cagliari. Gigi Riva, che Anche qui a c'è stato anche lui, mi dispiace per lui perché è un grande e forse quello che forse andava nominato per primo, però c'è stato anche lui. Secondo te, come imprenditore giovane, moderno, e questo è un pregio, dato che non hai ereditato il mestiere, ma ti sei dato da fare da solo, il self-made man, si direbbe negli Stati Uniti, l'uomo che si fa da sé. Che Esatto. cosa determina l'arricchimento la notorietà, il brand, l'immagine di un locale? Diciamolo anche per tutti i tuoi colleghi sardi che si stanno impegnando nella ristorazione, ed è Certo. importante dirlo perché come da media classici e da social c'è qualcuno che sostiene che se gli imprenditori non sanno fare il proprio mestiere è meglio che chiudano bottega e tornino a casa. Quindi dici cosa Sì, determina guarda, questo indubbiamente avvenimento? la professionalità penso che sia un elemento determinante. Non ci possiamo improvvisare ristoratori. Ahimè, a Cagliari purtroppo tantissime persone aprono un locale senza aver fatto la cosiddetta gavetta. Vedi, io ho iniziato a fare questo lavoro a 18 anni. L'ho fatto, mi hanno praticamente scaraventato nel mondo del lavoro ancora quando ero praticamente in età scolastica. Devo essere sincero, mi è piaciuto subito e ricordo un aneddoto che mi aveva colpito e che sicuramente ha determinato anche la scelta di questo tipo di lavoro.
ero in età scolastica, ero prossimo al diploma, mi stavo per diplomare in ragioneria e perito commerciale. Si avvicinò questo cliente il quale mi disse cosa vuoi fare da grande? E io sinceramente tutto pensavo in quel periodo tranne che fare il ristoratore o il cameriere, e gli dissi mi sto per diplomare e spero di trovare un posto come contabile in un'azienda, insomma un'attività pertinente al mio studio. Invece lui mi disse lascia stare tutto e dedicati a questo lavoro, perché secondo me avrai un grande successo perché hai le qualità. Io lì per lì naturalmente presi la cosa poco seriamente, però poi col passare del tempo mi resi conto che questo lavoro mi piaceva e lo facevo non per una ragione economica, ma perché proprio avevo la soddisfazione di stare in mezzo alla gente e di fare quel mestiere. Tieni presente che a 18 anni, quando tutti i ragazzi erano soliti andare a scuola in discoteca il fine settimana, io il fine settimana lo trascorrevo nei locali a lavorare, per cui mi distinguevo anche in questo frangente. Preferivo andare a lavorare che andarmi a divertire in discoteca, perché per me il divertimento puro era stare in mezzo alla gente e fare quel tipo di lavoro. Poi naturalmente pian piano le cose si sono evolute, io ho preso parallelamente un'altra strada che riguardava quello che è il mio campo di studi, però sono sempre rimasto nel campo della ristorazione. Io lavoravo come impiegato durante la settimana dal lunedì al venerdì, però il sabato, il venerdì, il sabato e la domenica andavo a lavorare nei locali perché seguivo quella che è la mia passione. Ad un certo punto, dopo tanti anni fatti come impiegato all'interno di una struttura che vendeva il periodo auto, mi sono dato un ultimatum e ho detto o adesso o mai più, per cui o cambi adesso o non cambi mai più. Siccome quello del lavoro impiegatizio non rientrava tra le mie prospettive perché non ci vedevo un grande futuro, ho detto devo dedicare il tempo e le mie energie a quella che è la mia passione, per cui mi sono dedicato alla ristorazione, mi sono licenziato dopo 7 anni di attività e sono partito per la Germania, e lì ho praticamente intrapreso in maniera costante l'attività nel settore della ristorazione. Ho aspettato qualche anno, ho imparato la lingua e dopo 4 anni mi sono aperto il mio primo locale, a cui ne sono seguiti altri fino ad arrivare poi al 2010, che mi ha portato poi a tornare a casa mia. Quello che hai detto è molto bello, anche perché come tanti che amano il proprio lavoro ci si impegna e si dedica tutto il proprio tempo a questo, ma te l'ho chiesto anche perché Sardegna Rosso Blu come associazione, come web TV, sta facendo uno sforzo incredibile per promuovere le imprese sarde. È uno sforzo di tutti noi, ma non inteso come fatica. È un impegno piacevole di Sardegna Rosso Blu portare alla luce e alla conoscenza tutto ciò che c'è dietro le imprese sarde e l'imprenditore sardo, perché altrimenti rimanete solo un locale con una scritta luminosa fuori. Insomma, un locale senza anima, insomma. Esatto, i clienti, quelli che non entrano, nel frattempo sono arrivati altri messaggi che poi leggeremo. Quelli che non sono clienti e che non entrano, un brand rimane un brand asettico e Sardegna Certo. Rosso Blu vuole far conoscere tutti i sacrifici e la storia imprenditoriale che c'è dietro, anche perché fra i miei studi c'è stata una passione, il filosofo nonché sociologo Max Weber, che sosteneva che un imprenditore deve avere il Geist in tedesco, lo spirito, tu sei stato in Germania, e lo spirito, forse l'ho pronunciato male perché non parlo Geist, no, tedesco. Geist è correttissimo così come l'hai pronunciato, correttissimo, brava. Ecco, lo spirito imprenditoriale, ma soprattutto l'amore per il proprio lavoro. E L'amore per quindi il proprio lavoro è, scusami Antonella, è fondamentale, è quella leva motivazionale che ti aiuta a superare ogni ostacolo, ogni difficoltà, è un po' la benzina per l'autovettura, mancando quella non arriva da nessuna parte. Capisci bene che chi si butta nel mondo imprenditoriale
deve sicuramente fare dei sacrifici, deve saper superare le difficoltà, deve saper utilizzare la resilienza, deve un po' perseverare, perché non ci si deve mai arrendere alla prima difficoltà. E io ne sono un esempio eclatante, perché nel mio percorso ho avuto tantissime difficoltà, ma ciò nonostante non mi sono mai fermato, ma sono andato avanti, ho perseverato fino a quando ho raggiunto il mio risultato, perché per un imprenditore è di fondamentale importanza conoscere l'obiettivo finale da raggiungere, e nessuno deve scoraggiare la persona da poter raggiungere questo tipo di risultato. Molti hanno questa abilità e questa forza caratteriale che gli permette di farlo, altri magari si arrendono alla prima difficoltà e purtroppo vanno in fumo molte volte tantissimi sacrifici, sforzi economici appunto svolti per creare un'azienda. Un altro messaggio, Roberto Murgioni: è sempre un piacere poter mangiare da Alberto, bravi tutti i suoi collaboratori. Grazie mille Roberto, Anche grazie. l'emotion degli applausi. Grazie. E adesso, proprio per proseguire questo discorso di spirito imprenditoriale, Sì? parliamo dell'Alberto Melis che in periodo di Covid-19, lockdown, invece di spaventarsi, nel senso di locali, investimenti, ristorazione, investe. E che cosa crea? Un terzo punto: Antica Cagliari, lungomare, terrazza o terrazza lungomare, comunque un posto splendido, che è l'immagine che vedete ora, l'immagine che vedete come sfondo alle mie spalle, ed è in una posizione fantastica al Poetto di Cagliari. E adesso sarei tu a descriverci questo meraviglioso locale. Sì, allora questo progetto nasce nell'idea addirittura diversi anni fa, quando lo stabile era ancora in costruzione. Da lì vidi subito la posizione e il locale, timidamente mi feci una chiamata e chiesi qual era l'impegno economico mensile da sostenere. Naturalmente il periodo non mi sentivo in grado di sostenere quel tipo di impegno, perché era veramente oneroso, e dunque abbandonai un pochettino abbandonai l'idea, perché era fuori dalla mia portata. Ripresi i contatti circa 2 anni fa e non trovammo un accordo. Poi successe che a gennaio del 2019 passai qua per il Poetto e vidi ancora il locale vuoto. A questo punto ho detto: adesso basta, cerco di affondare il colpo e di portarmi a casa l'operazione. E fu così. Diciamo che a gennaio iniziai i primi contatti e poi a settembre insomma ricevetti le chiavi del locale. A questo punto a metà del mese di ottobre iniziamo i lavori, che sono durati circa 9 mesi. Poi naturalmente tutti sappiamo cosa è successo poi nel mese di ottobre, a lavori non dico ultimati, ma a un buon punto di avanzamento, poi ci siamo fermati tutti per quello che ci è successo. Naturalmente un'altra persona sicuramente di fronte a queste difficoltà magari si sarebbe tirata indietro e avrebbe forse ragionato in maniera diversa, però io ero talmente convinto delle potenzialità del locale, del grande lavoro che stiamo facendo io e i miei ragazzi, per cui ho detto dobbiamo continuare a raggiungere l'obiettivo. È il discorso che ti ho fatto prima della perseveranza, per cui mi sono fissato di raggiungere l'obiettivo, costi quel che costi. È vero che abbiamo vissuto un periodo terribile, ha messo in ginocchio un'intera economia non solo nazionale ma mondiale, ma dentro di me covava tanta voglia di riscatto, perché da questa situazione ero sicuro che ne saremmo usciti. Adesso naturalmente le cose stanno volgendo sicuramente al meglio, anche se un po' in giro per il mondo si sentono sempre notizie che un po' ci scoraggiano, però non mi sono sicuramente fatto influenzare da questa negatività che ahimè in questo periodo è stata amplificata in maniera forse eccessiva.
Per La cui Sardegna è un'isola felice sì, rispetto al resto del mondo, possiamo diciamo essere ben lieti di tutto. esattamente, infatti è la cosa che mi ha Questo. rincuorato tantissimo, mi ha fatto credere nel progetto, perché è vero che questa pandemia ha messo in ginocchio un'intera economia, però è anche vero che la Sardegna, con i casi che sono stati constatati, non è sicuramente nelle condizioni delle altre regioni d'Italia, per cui ancora oggi vediamo i dati, obiettivamente sono incentivanti, sono incoraggianti, non ci possiamo sicuramente paragonare alla Lombardia, all'Emilia Romagna, dove sicuramente hanno vissuto questa problematica in maniera molto più difficile dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico. Ecco, da lì la necessità e la volontà di portare appunto il progetto a termine e dare un inizio che è stato poi realizzato all'inizio del mese di luglio. Alberto il top, Salvatore Cambarau. Grazie Salvatore. Adesso però, caro Alberto, è l'ora della collina in bocca. Quindi ci Sì, descrivi qualche piatto di lungomare terrazza, perché allora io ho sì, letto che al piano terra c'è la pizza, al primo piano c'è il ristorante e ho esattamente. letto alcune cose sulla pizza che mi fanno preoccupare. Tipo? Ti devo preoccupare, non farai mica come, visto che sei stato in Germania, non farai Sì. mica come i tedeschi, mi metti l'ananas sulla pizza. No, 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 assolutamente. Anche per la pizza, devo essere sincero, essendo nuovi in questo settore, mi sono fatto fare una consulenza da Roberto Meloni, che è un grande professionista, che è stato campione del mondo nel 2018 per la pizza a pala, per cui ho affidato tutto il progetto della pizzeria a lui, che ha seguito attentamente, in maniera scrupolosa, la scelta del personale, la scelta dei prodotti, la qualità delle materie prime, per cui proponiamo naturalmente una pizza che ha un impasto che lievita dalle 24 alle 48 ore, sempre con prodotti di qualità, prodotti naturalmente che richiamano appunto la tradizione tipica sarda, un prodotto che dati i primi risultati sta avendo un grandissimo riscontro. Noi come Sardegna Rosso Blu TV dobbiamo farti i complimenti. Sento anche dei commenti dalla regia, infatti, Francesco Manca è opera prima ristorante, bravo Grandissimo Francesco. Alberto. Abbiamo avuto la stessa scuola, perché anche lui poi ha iniziato molti anni prima di me nello stesso locale, per cui abbiamo qualcosa in comune. È un bravissimo ragazzo, Una Francesco. splendida persona, sia lui che il Oh. fratello Pino. Sì, sì, una grande coppia che si divide tra sala e cucina, che gestisce un locale da tantissimo tempo con grandissimi risultati. Bravi. È per questo che con Sardegna Rosso Blu Web TV e con tutte le altre iniziative che stiamo portando avanti, noi facciamo gli auguri ad Alberto Melis, Grazie. soprattutto per Lungomare e Terrazza, che abbia lo stesso successo dei locali precedenti, ma Grazie. rivolgiamo un invito a tutti gli imprenditori sardi: fate come Alberto, non arrendetevi, non mollate mai, combattiamo per noi stessi, per la nostra impresa, per la nostra Sardegna. Io ringrazio E Alberto. fate tanta formazione, non dimenticare questo appunto, fate formazione. Il mondo sta Che cambiando, anzi il mondo è già cambiato, per cui non possiamo pretendere di gestire le nostre aziende come si faceva 30 anni fa. Il mondo è in continua evoluzione, per cui chi si forma ha sicuramente una marcia in più rispetto a chi conduce l'azienda così come lo faceva 30 anni fa. Sta cambiando tutto, sta cambiando il mondo e noi dobbiamo stare al passo con i tempi ed è necessario formare se stessi a livello imprenditoriale e formare i propri ragazzi, perché giustamente le persone arrivano in azienda, ma poi dobbiamo dargli una traccia, una linea da seguire. E se queste persone non hanno nessuna traccia, nessuna linea, capite bene che non si arriva da nessuna parte. c'è un messaggio da Sardegna Rosso Blu. Grazie Alberto, Sardegna Rosso Blu è con te.
tutto scritto in stampatello con 3 punti esclamativi. Grazie, contraccambio, contraccambio. C'è un saluto particolare che mi arriva dalla regia, un abbraccio per te, dal nostro presidente Alessandro Pizzianti, dalla tua amica Katia Cortese. Grazie Katia, contraccambio, saluti a Roberto. E un augurio anche da parte mia, Sardegna Rossoblu, e con te tuteliamo e valorizziamo la nostra isola e le imprese sarde. Tanti auguri Alberto. Grazie Antonella, grazie mille, vi ringrazio innanzitutto dell'invito, della possibilità che mi avete dato per poter esprimere un po' tutto il mio pensiero e tutto quello che penso a livello imprenditoriale di quello che è il mio settore che attualmente si rappresenta. A presto Alberto. A presto Antonella, un grosso abbraccio. Anche a te.